partenza da Skarsvåg. Sono le 10:30, mezz'ora di anticipo sulla tabella di marcia, direzione Finlandia. Percorsi poche centinaia di metri e adesso si ferma anche in corsa, prima non lo faceva mai. Temo che siamo alla frutta. La pompa è definitivamente morta. Se prima si bloccava solo a moto ferma, adesso lo fa anche in corsa. Abbiamo avuto la fortuna di fermarci davanti a questa casa dove c'è una signora gentilissima che ci ha offerto il caffè e ha chiamato un suo amico meccanico, il quale è venuto, ha constatato il danno e adesso è andato a casa a prendere gli attrezzi per smontare la pompa. Che Dio ce la mandi buona. Eccoci qua, siamo in questa situazione. Abbiamo l'amico, your name please? Fred, meccanico che sta cercando di sistemare la cosa, ma il problema su problema, perché non si riesce a smontare la pompa perché il serbatoio è strapieno. Guarda caso abbiamo fatto il pieno 2 chilometri prima. Vabbè, ecco la signora Helen che ha trovato anche la gomma per fare il travaso. Smontata la pompa, gli altri passano per la strada e io sono sulla strada. 11.03.09. Det var en liten. Nei, 11. 1-1. 'Ci vorranno 14 giorni per portare qui la pompa, come che mi ha detto a Bodo. I must live here. No problemo. Come no problem? No problemo. You leave it here, go back, get the pump, come up, and the bike is here, okay? La nostra avventura a Capo Nord finisce qua. A Capo Nord ci siamo arrivati, quindi la meta è stata raggiunta. Purtroppo problema serio alla moto, pompa della benzina è andata, non si trova una sola pompa dell'Honda Goldwing del 2002 in tutta la Norvegia. Me l'avevano già confermato al concessionario Honda di Bodo qualche giorno fa quando eravamo andati a sentire, e me lo conferma anche questo signore, questo ragazzo, questo meccanico che molto gentilmente si è prestato per soccorrerci. Bisogna ordinare all'estero, ci vorranno 14 giorni almeno, quindi adesso torniamo in aereo in Italia. Se troviamo un volo a mezz'ora qua c'è un aeroporto, poi un bel giorno ritornerò con la pompa nuova, lasciamo la moto qua, non ci sono alternative. Per rientrare la moto in caro attrezzi a casa penso che ci costerebbe una fortuna. Sabato 6 luglio 2024. Abbiamo dormito dalla signora Helen che gentilmente, come un angelo caduto dal cielo, ci ha ospitato a casa sua. Siamo ancora a casa sua. Sono le 7 e qualcosa del mattino. Alle 10 si riparte per l'Italia in aereo. Abbiamo l'aereo da Lakselv, che è una cittadina qui vicino, fino a Tromsø, poi da Tromsø a Zurigo, poi terzo volo da Zurigo a Venezia. Questa è la pompa maledetta che ci ha bloccato. La porto con me perché in tutta la Norvegia non ce n'è una di ricambio. La farò sostituire, riparare, fare quello che c'è da fare e poi volando tornerò qualche giorno, non so quando, adesso mi organizzerò. La rimonteremo sulla moto e si ripartirà verso casa con la moto. Questa è Tina, la cagnolina di casa, buonissima, affettuosissima. Questa invece è Cinzia. Lasciamo la Norvegia in questa grigia mattinata. Un saluto alla fiammetta. Adesso Helen ci accompagnerà all'aeroporto. A presto fiammetta. Oh my god. That adventure.
Che avventura! So, are you sorry to leave the? Yes. But next time you see your motorbike again, you give a new heart with a pump. Allora, yes. Okay, you need to put on this, Oh, yes. or it will cry very loud. Tornerà con un nuovo cuore. A new pump, a new heart, Yes, a new life. new life. It's a good bike. We have to keep in touch. So thank you very much for the invitation. And really nice to have you. So have a nice travels and tell me when you're home, so I know you're safe. Okay. And then you just when you come to fix the motorbike, then call me. Okay. So I know. Okay. Yes. Okay. Okay. See you later. Thank you for all. My pleasure. Okay. Bye. Bye. Eccoci qui in questo anonimo aeroporto di questo sperduto paesino del Nordland norvegese. Il check-in non è ancora aperto, aspettiamo. Fatto il check-in, siamo in attesa, ma il problema è che non vedo aerei in pista tranne questo qua alle mie spalle. C'è un bimotore a elica, io non ci salgo mica lì dentro. Dentro sta bagnarola? No, io non salgo lì. Io non ci salgo. Non ci salgo. Non ci salgo. Perché dice sempre non hai i denti? Scusi. Oh, somebody did chain head with me. Bellissimo beh. Frega, fammi una tina ieri sera. La Widerøe, la bagnarola della Widerøe ci ha portato fino a Tromsø. Tra un po' vomitavo anche l'anima. Diciamo che questo di Tromsø assomiglia un po' più a un aeroporto. Quello di prima sembrava l'androne delle scuole medie che ho fatto io. Molto più grande questo aereo. Stiamo partendo da Tromsø e piove a dirotto. Appena toccato terra a Zurigo. Quando scendiamo prendiamo l'ultimo finalmente. L'aeroporto di Zurigo è proprio enorme. Giretti in aereo per oggi. Siamo in un aereo della Air Baltic gestito da Swissair. Arrivati sani e salvi anche a Venezia. Incredibile, la pompa dell'aereo non si è bloccata, ma potrebbe ancora rompersi quella del bus navetta.
Sembra che sia andato tutto bene, ma potremmo ancora forare una gomma è lungo la strada per arrivare a casa. Incredibile, non è successo niente durante il viaggio di rientro a casa. Ora devo riorganizzare un attimo le idee, riposarmi, perché è stata una giornata distruttiva per me. Io non amo volare, per me volare, ho preso 3 voli per arrivare a casa, è una cosa devastante per me. Io sto bene con i piedi per terra, o meglio su 2 ruote. Adesso riordino un po' le idee, poi vediamo di andare a riprendere fiammetta. Ciao Thor! Ciao Thor! Ciao Thor, quanto tempo, Ciao. Passo e chiudo. Sabato 27 luglio 2024 parte ufficialmente l'operazione di recupero di Fiammetta. Siamo tornati dalla Norvegia il 6 di luglio in aereo e adesso riparto, sono le 9 passate, stiamo partendo da Pozzonovo. Cinzia mi accompagnerà all'aeroporto di Venezia, da lì prenderò il primo volo alle 11:35 per Copenaghen, alle 13:30 sarò a Copenaghen, dovrò star fermo tutto il giorno. La mattina successiva alle 8:30 mi pare prenderò il secondo volo da Copenaghen a Tromsø e poi breve sosta di 1 ora, altra coincidenza, da Tromsø a Lakselv, paese dove ho abbandonato la moto, o meglio dove la moto ha abbandonato noi. Torno lì con la pompa nuova aggiustata, dopodiché incrociamo le dita, speriamo che la moto parta, speriamo che la moto parta. Ecco il mio aeromobile, il primo. Arrivato a Copenaghen, incredibile. Adesso devo trovare il bus che mi porta nell'albergo che ho prenotato. Al Cabin Metro Hotel di Copenaghen, sistemiamo i bagagli, le 14:50. Allora vediamo di mangiare qualcosa perché non ho ancora mangiato niente. Ho visto che c'era un McDonald's qui, venendo qui all'hotel. Non so se adesso farò la stessa strada per andare in centro. Comunque andiamo subito in centro a Copenaghen, non bisogna perdere tempo, via! Eccoci in centro a Copenaghen, castello di Rosenborg, castello rinascimentale, antica residenza dei reali di Danimarca, ora non più, adesso c'è il museo della corona. Andiamo a vedere cosa c'è di bello. Prima sorpresa della giornata, l'ingresso per il castello è tutto esaurito per oggi, bisogna tornare domani, ma domani sarò in Norvegia, quindi non ci sarà la possibilità di vederlo dentro. Bisognava prenotare online. Ogni palazzo reale che visito la fortuna però di beccare il cambio della guardia. Almeno questa, dai.
mangiare niente che cheo. Never might I find someone like you. I wish nothing but the best of you too. Don't forget me, I beg. I remember you said sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts in love, but sometimes it hurts instead. Andiamo a vedere il palazzo di Amalienborg, residenza dei reali di Danimarca, che troverò chiuso, almeno lo vediamo da fuori. La bellissima chiesa di San Federico e di là si va al palazzo di Amalienborg. Eccola qua la bellissima piazza dove si affaccia il palazzo di Amalienborg. Ma qual è dei quattro? Sono tutti uguali. Federico V. Bello, ma bisogna venire qua la mattina per trovare aperto e vedere dentro. Intanto ci giriamo attorno. Continuiamo ad andare a zonzo per Copenaghen. Adesso vado alla ricerca di un altro simbolo della città, la statua della Sirenetta. Mentre qua alla mia sinistra vedo una riproduzione bronzea del Davide di Michelangelo. La statua del 1913 dello scultore Carl Jacobsen ed è ispirato ai racconti di Hans Christian Andersen. Sono venuto a prendermi qualcosa da mangiare per domani mattina e devo partire molto presto e non faccio in tempo a fare colazione in albergo. Sono venuto in questo supermercato e incredibile, a Copenaghen hanno la pasta del cecco. Ho preso dei biscottini per la colazione, dell'acqua, adesso vediamo di prendere qualcos'altro. Ecco il Castellet, antica fortificazione militare. Castellet era un'antica fortificazione che poi è stata riqualificata nel corso degli anni ed è a tutt'oggi un'area ad uso militare. Non so di preciso cosa ci sia all'interno, comunque è dei militari. Infatti ecco là uno dei tanti ingressi del Castellet, i militari di guardia.
proprio bella Copenaghen. Sto andando a vedere il palazzo di Christiansborg, che dovrebbe essere quella là, quella guglia là verde, credo, o è quella marrone. Adesso lo scopriamo. È quella marrone, quella là, quello è il palazzo di Christiansborg, che è un altro palazzo reale ed è sede del Parlamento danese. Bellissimo anche il palazzo di Christiansborg. Per oggi basta però, sono stanco perché lo stress del viaggio con l'aereo, in più ho la caviglia che mi sta facendo dannare, mi fa un male boia la caviglia destra. Spero di risolvere questo problema della caviglia prima di fare il prossimo viaggio previsto a fine agosto, Inghilterra e Scozia. Sono stanco, sono quasi le 8, sono affamato, adesso prendo la metro e me ne ritorno in zona albergo, che lì ho visto che c'è McDonald's, vari altri, ci sono dei ristoranti, adesso vediamo, penso che andrò a McDonald's, più semplice, più veloce. Poi me ne vado in camera, mi lavo e dormo, perché domattina dovrò alzarmi alle 6, ho l'aereo alle 8:30, devo essere in aeroporto almeno alle 8, però mi ci vuole mezz'ora di strada con il treno per arrivare in aeroporto. Sono un po' sullo sfinito andante. Domenica 28 luglio 2024, sono le 6:30 del mattino, per strada non c'è un cane, appena uscito dall'hotel, cabin metro di Copenaghen, sto andando verso la stazioncina dei treni dove c'è il trenino che mi porterà fino all'aeroporto di Copenaghen, poi alle 8:30, se è puntuale, si partirà per Tromsø, durata 2 ore e mezza, arrivati a Tromsø uno scalo di 1 ora e mezza, così avrò modo di mangiare qualcosa, e poi alle 12:30 parte l'ultimo aereo che con un volo di 50 minuti mi porterà all'Akselv, dove c'è la motoretta ad aspettarmi. Se tutto va bene, nel pomeriggio dovrei già essere sulla strada di ritorno per casa in moto, tempo permettendo, perché il meteo dà pioggia oggi all'Akselv. Speriamo bene, perché se piove di rotto non parto, mi fermo là stanotte. Piove poco, magari parto, vediamo come mi gira. Aeroporto di Tromsø, il viaggio da Copenaghen è andato molto bene, adesso l'ultimo sforzo, l'ultimo aereo, devo prendere questo piccolino con 2 eliche, e là in fondo ne sta arrivando un altro uguale. Arrivato anche all'Akselv con l'amico Fred Are che è venuto a prendermi all'aeroporto. Adesso aggiustiamo la moto e si riparte. Temperatura ottima, 24 gradi, 24 degrees. It's good. Dai, è un buon giorno per ripartire. It's a good day to start. Ecco, è arrivata anche Helen, ha già rimontato la pompa nuova quest'uomo, ma io non ho il coraggio di premere il pulsante start. Speriamo che parta. Mettiamo un po' di benzina. Wow. Vabbè, piano. Nej, vänta, stopp. Jag kan ha lärt ju som en sida. Ja. Har du tjockt här då? Vad så? Il rumore non è buono. Try to start it. Maybe flat battery. Nej, det är inte flat batteri. Nothing sound. Vi hørte at det er pumpe. Det skulle gi lyd. Qui sta a posto, sì.
Ai ai ai. No good. Fai. Funziona, ma perché prima non l'ha fatto? Funziona! 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 Sta partendo, la moto è partita, ma non sappiamo per quanto andrà, perché non era la pompa il problema. Falso contatto elettrico probabilmente. Vediamo per quanto andrà avanti. Fredale mi viene dietro con la sua moto per un'oretta, così vediamo se resto ancora a piedi. Abbiamo sostituito la pompa, ma a quanto pare non era la pompa che era rotta sulla moto, quindi fatto tutto per nulla. Stessi problemi di prima. Maneggiando un po' i cablaggi lì abbiamo capito che praticamente c'è qualche falso contatto, perché muovendo i fili si sente la pompa che va e non va. Adesso muovendoli e rimuovendoli a un certo punto la situazione si è assestata, adesso la pompa sembra che funzioni regolarmente. Sono partito, ho fatto poco più di 200 km, non ho mai avuto problemi in questi 200 km. Adesso mi sono fermato in questo paesino che non mi ricordo come si chiama perché è un nome proprio difficilissimo, con la K, dove ci sono 3 case, questo hotel dove ho trovato questa stanza. Siamo ancora in piena Lapponia, eccola fuori la tenda Lappone. Sono le 8 di sera passate, io da ieri sera non mangio, quindi vado giù nel ristorante, che in questo hotel c'è anche il ristorante, e quindi mangio qualcosa perché sono veramente finito, disfatto.